Fiorenzo Dalla Rosa, Pietro Frattò, Giovanni Battista Gioli, Angelo Prada. Angelo Prada muore a 30 anni nella casa laggiù. Giovanni Battista Gioli è quello del Redento, del battello. La fischia è ancora, leva il battello. Poi lo ricorderò perché probabilmente quando Frate Paolo è partito la prima volta noi abbiamo cantato questo. Era il nostro inno, è partito il battello, è nato per il Brasile la prima volta. Io credo, è evidente. Pietro Frattò è vissuto 86 anni perché dopo 5 anni alla Resina è scappato via per motivi di salute. Ma pensate un po', Fiorenzo Dalla Rosa muore a 29 anni dopo aver giù il Caio, e Padre Pietro pure 36, mi sembra quel Caio di quella ferma, di quella azienda agricola in cui Ossio Roviccio era praticamente superiore. Allora, perché ricordo questo? Per Asperti, che ancora nel 1914 veniva considerato il fondatore della moderna congregazione, che era quella che figlia del Sacro Cuore di Gesù, pensate un po', il padre maestro, ero innamorato del Sacro Cuore di Gesù, erano tutti gesuiti. Si era fatto appello ai gesuiti per fare di noi compagni dei religiosi. Ripeto per mettere un po' d'ordine. Sapete la prima cosa che fece? Li mise alla stessa tavola, al tavolo del desinare, si diceva allora, sia preti che chiesi che fratelli. Volevate tutti noi parità, prima missionari, poi fratelli, poi padri. Fratelli ripeto, erano in quel momento il 50%. Resisterà questo fondamento di uomini consacrati alla missione, resisterà fino all'inizio degli anni 20. Solo allora i padri cominceranno, i preti cominceranno a essere più numerosi. E abolivano le teste della comunità religiosa l'individualismo. Perché religioso? Perché bisogna lavorare insieme. E tutti noi sappiamo che il problema del vivere insieme è il nostro vero problema, insieme a quello della preghiera. Dicevo anche ieri sera a padre Fabio che l'abbiamo forse accettata di non essere delle grandi persone che pregano. Io poi per primo sapete caricare un monaci, va bene in Africa di pregare, non per me, al posto mio. Perché sappiamo quanto è importante pregare, ma
resusciterà nell'ultimo giorno, perché siamo bianchi per rinnovare